Sono state 6 da ieri mattina le frane registrate tra Asolo e Pagnano, la più significativa ieri sera in via Foresto di Pagnano, dove è crollata parte della carreggiata stradale. Il solito giro ieri sera verso le 8 abbiamo visto la frana, abbiamo subito allertato il servizio comunale e siamo intervenuti. Il fatto si è rivelato più grave di quello che sembrava, adesso ci sono i vari tecnici che stanno lavorando per sistemare la cosa. Strada chiusa e tecnici di Ascopiave al lavoro per mettere in sicurezza le condotte del gas. Colline tra le più suggestive del Veneto, quelle di Asolo, un territorio che come nel 2010 si è rivelato bellissimo quanto fragile. È iniziato ieri mattina con il cedimento di una parte del Foresto Nuovo, della strada provinciale del Foresto Nuovo, per poi passare a Sant'Anna una piccola frana, e poi alla sera alle 8 abbiamo scoperto quest'altra frana, che è una frana molto più importante, mentre questa mattina ne abbiamo visitate altre 3, non così importanti ma comunque sempre altre 3 frane. Grazie a Dio nessuna di queste va a interessare abitazioni private. Poco più giù la frana di ieri in via Sant'Anna, con l'escavatore si cerca di compattare la parete della collina. I proprietari chiedono al comune la messa in sicurezza del costone. Poi deve mettere dei blocchi almeno dall'acqua, che quando che si sfregoso, questo non è neanche a terreno pericoloso, che sia rocce, vedi, che sia rocce, specialmente questa terra che viene giù. Quindi serve una protezione, una barriera? È una barriera che serve qua basso qua. Di sicuro non hanno intenzione di accollarsi le spese per quello che è successo. Danno, no? Paga il comune? No, danno mio. Ho da domandare i danni mio il comune. Danni per centinaia di migliaia di euro, stima complessivamente il sindaco, cifre insostenibili per il bilancio comunale. Ho chiamato personalmente il presidente della regione per avere appunto anche delle rassicurazioni, e ci ha rassicurato che andrà giù a Roma come aveva già fatto in precedenza per chiedere dei soldi. Speriamo siano soldi che non vanno ad incidere nel patto di stabilità, perché altrimenti come singoli comuni sicuramente non riusciamo a far fronte.